L'alta pressione, questa alta pressione anche intensa che ci ha interessato per diversi giorni e ci ha dato un assaggio ma molto forte dell'estate, sta cedendo. Questo vuol dire che i sistemi perturbati iniziano a penetrare dalle regioni nord-occidentali e lentamente faranno sentire i propri effetti anche su di noi. Però tutto sommato il fine settimana è salvo, prevediamo infatti su Venezia e sul veneziano, e per domani inizialmente un po' di copertura del cielo, ma poi a metà giornata il sole si farà vedere, quindi si rassererà il cielo. E così pure per domenica, inizialmente una nuvolosità forse un po' più intensa nella seconda parte. Comunque nel corso della giornata non avremo fenomeni e avremo senz'altro la presenza, anche se non totalmente, del sole. I venti con questa situazione sono deboli, moderati dai quadranti meridionali, quindi venti di scirocco. Le temperature sono ancora molto alte, le minime addirittura oltre i 23-24 gradi, le massime 27-28 come temperature rilevate, ma poi il percepito va ben oltre i 34-35 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso, quasi calmo.